Sportivi siciliani, ben trovati con la nuova edizione di Penalty, la 14ª stagione. Siamo in diretta da Palermo, ben trovati telespettatori di 7 Gold. Subito dobbiamo dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, ovvero il mister del Partinico Audace, campionato di eccellenza Girone A. Parliamo con Riccardo Abbenante. Ciao Riccardo, ben trovato. Buon pomeriggio. Allora, devo dire una cosa, che mi sta sorprendendo questa stagione iniziale del Partinico Audace. Non c'era scritto da nessuna parte che comunque partivate così forte. Il calcio è bello perché è strano, quindi devo dire la verità, nemmeno io pensavo di poter partire così forte, però i ragazzi stanno facendo un lavoro fantastico, siamo contenti, lavoriamo con gioia, spensierati, che è la cosa più importante, e si devono divertire, quella è la base di tutto. Avete un problema, il problema del campo, me l'hai detto qualche giorno fa. Abbiamo un problema importante, che giochiamo sempre in trasferta in pratica, ma anche lo scorso anno è la stessa cosa, quindi sperando che il sindaco possa fare questo regalo non solo alla società ma a tutta la cittadinanza, quindi poter rigiocare in casa. Riccardo, cosa ti ha chiesto la società ad inizio stagione? Ti ha detto voglio fare un campionato tranquillo oppure chissà tentare la carta possibilmente dei playoff? No, assolutamente no. Noi abbiamo comprato il titolo, il presidente ha comprato il titolo dal Gerardo, quindi già c'è una spesa alla base importante, quindi il minimo è la salvezza, anche per rispettare questa spesa del titolo. E poi cerchiamo di fare più punti possibile, una volta salvati vediamo quello che succede. Noi stiamo guardando le immagini della vostra eliminazione in Coppa, ci siete rimasti un po' male? No, perché abbiamo giocato secondo me con una delle squadre più in forma e più importanti di questo campionato. Parliamo del Castellammare. Del Castellammare, sono già 3 anni che fanno cose egregie. Sì. Una squadra molto giovane che sa fare quel tipo di calcio e che ha messo in difficoltà squadre molto blasonate e molto più importanti di noi, quindi ero convinto che non era una passeggiata, ecco. Quindi con molta tranquillità abbiamo accettato il verdetto. Avete una rosa un po' giovane, mi hai detto, perché a te piace anche un po' lavorare con i giovani? Sì, molto giovane, tranne penso 3 giocatori che vanno sopra gli anni 2000, poi sono tutti ragazzini dal 2002 alla scienza. Qualche giocatore di esperienza serve sempre, soprattutto in eccellenza. No? Assolutamente, io ho il mio capitano che è Sekoum Najib, nome famosissimo, giocatore con 500 partite alle spalle, ed era quello che mi serviva perché certo. Comunque ho bisogno del maestro di musica che chiaro. mi fa girare tutto il resto. La tua esperienza nasce anche nei settori giovanili tra l'altro, per cui insomma c'è un proseguimento anche del tuo percorso di crescita tecnico. Sì, io nasco come allenatore a Marsala, ero responsabile del settore giovanile e allenavo sia la scuola calcio che gli allievi alla Juniores. Sì. Poi ho avuto una parentesi in Portogallo per 2 anni, rientrando ho sempre fatto il secondo con Giacomino Modica, con mister Moriero, con Karel Zeman, che sono persone di famiglia, quindi in un modo o nell'altro mi sono diviso tra loro e realmente dico che è un ruolo che a me piace tantissimo, fare il secondo per me è qualcosa di molto bello. Lo scorso anno per avvicinarmi vicino a casa ho avuto la possibilità di andare a Mazzara, quindi il primo anno da primo allenatore, un inizio campionato non felicissimo. Non felice, è vero. E poi la fortuna di trovare il Partinico anche in una categoria inferiore e aver trovato veramente la possibilità di costruire un progetto. Un progetto, perfetto. Assolutamente. Allora Riccardo, noi chiaramente in questa prima parte parliamo soprattutto di Serie D, la stai seguendo sicuramente, no? Sì, più o meno sì. Non sono un appassionatissimo di categorie, non seguo moltissimo, questa è una cosa sbagliata per un allenatore, però mi concentro sempre molto sulla mia squadra, che è quello che mi interessa di più. Benissimo, allora a questo punto possiamo aprire ufficialmente la nostra trasmissione e lo facciamo proprio con il campionato di Serie D. Un grande Siracusa espugna Santa Maria la Carità per 2-0 contro il Pompei e realizza la 4ª vittoria consecutiva stagionale. Un brutto primo tempo con pochissime azioni degne di note, con un Pompei troppo chiuso dietro e intimorito dalla corazzata retusea, che al 31esimo va vicinissima al vantaggio. L'imbucata di Grazia per Convitto, allocca, esce, para e poi va a recuperare il pallone proprio sulla linea di porta. La reazione della squadra di casa vede una punizione di Rizzo al 40esimo che finisce altissima e poi un minuto dopo il gol annullato all'ex aretuseo Di Piazza per fuorigioco.
Nella ripresa mister Turati decide subito di mandare in campo Falla e Di Paolo per Barbana e Alma. Il portiere di casa si infortuna operando un rinvio al 4° minuto, entra quindi Rizzuto al posto di Allocca, ma il Siracusa comanda il gioco come nella prima frazione, ma stavolta le azioni da gol cominciano a fioccare. Al 14° Maggio di testa su cross di Convitto, la palla si perde al lato. Lo stesso Maggio al 20° si procura un calcio di rigore dopo un perfetto lob su Trost che lo atterra. Dal dischetto il centravanti napoletano è inflessibile e trafigge il portiere Rizzuto. Ancora sostituzioni azzurre, Longo per Convitto, Sarao proprio per Maggio e Siracusa sempre più vicino al raddoppio. Al 39° ci prova Di Grazia con un tiro a giro che si perde fuori non di molto. Al 43° Longo che serve Sarao, palla strozzata che finisce al lato. In un contropiede al 44° il Siracusa trova il raddoppio, se ne va a campo aperto Seibilongo, davanti al portiere preferisce servire il liberissimo Di Grazia che trasforma a porta sguarnita. Azzurri vittoriosi 2-0, Scafatese che continua a vincere con lo stesso risultato col Paternò, restano 3 le lunghezze di distacco dalla formazione in testa alla classifica, ma domenica prossima al De Simone ci sarà un'altra partitissima fra il Siracusa e la Reggina. Abbiamo aperto la nostra trasmissione già direttamente con un servizio con una squadra certamente importante qual è il Siracusa. Prima di proseguire e parlare anche con il nostro ospite, diamo subito lettura dei risultati delle partite che si sono disputate domenica. Domenica si è giocata la 5ª giornata di andata, i risultati sono i seguenti. L'FC Pompei che ha perso in casa contro il Siracusa 2-0. Nis FC batte Locri 1909 2-0, Nuova Igea Virtus batte Acragas 1-0, Ragusa Calcio batte Licata 3-0. La partita Regina 1914 Città di Aciriale è stata sospesa dopo il primo tempo sul risultato di 1-0 per il Città di Aciriale. Pareggio tra San Cataldese e Sambiase 2-2, Scafatese FC batte Paternò Calcio 2-0, Vibonese Calcio batte Castrum Favara 2-1 ed infine Città di Sant'Agata che vince 4-0 contro l'Enna Calcio. Diamo lettura adesso anche della classifica dove al primo posto troviamo la Scafatese FC con 15 punti, a seguire il Siracusa con 12, con 10 punti Vibonese Calcio, 9 punti per la Regina 1914 insieme alla Nuova Igea Virtus, 8 punti Sambiase e Paternò Calcio, 6 punti per Nis FC, FC Pompei e Locri 1909, con 5 punti Ragusa Calcio ed Enna Calcio, 4 punti per la San Cataldese, Castrum Favara, Città di Sant'Agata e Città di Aciriale. Licata Calcio anche con 4 punti, chiude la classifica l'Acragas con 3 punti. Diamo anche uno sguardo al tabellino delle partite che si disputeranno domenica, eccola qui la schermata, domenica 13 di ottobre, Acragas Scafatese FC, Città di Aciriale, Città di Sant'Agata, Enna Calcio, Ragusa Calcio, Licata Calcio, Nuova Igea Virtus, Nis FC, FC Pompei, Paternò Calcio, Castrum Favara, Sambiase, Locri 1909, Siracusa Calcio, Regina 1914 ed infine Vibonese Calcio, San Cataldese. Allora, parliamo subito di questo Siracusa. Diciamolo pure, si è organizzato per stravincerlo questo campionato, forse inaspettatamente è arrivata anche giustamente la Scafatese. Ma già lo scorso anno il Siracusa aveva fatto un'ottima squadra, poi è normale che lo strapotere del Trapani aveva un po' cambiato i giochi, comunque squadra importante con giocatori veramente di altre categorie, con Vitto, Alma, giocatori che non c'entrano niente con... È vero, non è c'entrano vero. niente. Beh, budget altissimo. Altissimo, quindi molto semplice, devo dire la verità. È una fortuna per un allenatore anche giovane come Turati, alla prima esperienza, certo, trovare una società che gli mette a disposizione un bel po' di soldi, quindi viene tutto molto più semplice. Direttore sportivo di grande qualità, nonché di grande esperienza, qual è appunto Davide Mignemi. C'è la situazione giusta per poter vincere. È arrivato anche Walter Zenga, tra l'altro, sì, come immagine per il club. Immagine. Però ci sono sempre, io penso che è un campionato che ho fatto tanti anni da giocatore. Sì. Per me le squadre quelle più, diciamo, particolari, molto problematiche sono le napoletane. Se le napoletane decidono che
devono vincere il campionato in un modo o nell'altro, non sarà semplicissimo. C'è la Scafati che sta facendo qualcosa di impressionante, Sì. quindi vediamo. Beh, anche loro non hanno scherzato a budget, diciamolo Sì, pure. lo so. Hanno speso anche tanto, hanno Foggia in avanti che fa la differenza. Devo fare i complimenti anche alla Vibonese che comunque non avendo grossissimi È vero, budget sta è vero, facendo un è campionato anche vero. perché gioca molto molto bene. C'è un allenatore che lavora bene con i giovani, è un allenatore propositivo che sa cosa significa fare bel calcio e quindi penso che possa togliersi qualche soddisfazione. Chi sta facendo almeno bene da qualche settimana a questa parte è certamente la Nissa, che vince in casa dell'Ocri 2-0. Ci guardiamo il servizio e poi parleremo di questa Nissa che probabilmente può rappresentare veramente una mina vagante in questo girone I del campionato di Serie D. Allo stadio Macri di Locri, Calabria e Sicilia si confrontano attraverso le storie calcistiche di Locresi e Nisseni oggi. Ieri Greci e Sicani con il Castello delle Donne a riaprire i suoi portali all'ambita Serie D dopo anni di ascesa. In campo tanta energia sfociata poi in uno 0-2 di fine frazione che invece ha proprio deciso la partita. Al terzo minuto quello di Ficare quasi un rigore in movimento con palla a girare per i pugni di Elazai. Al nono minuto ci riprova lo stesso dalla distanza per un traversone che si spegne sul fondo. Al 12° è la volta di Aprile sempre per i locali che trova il tiro in aria dopo aver ricevuto palla dalla bandierina dal secondo calcio d'angolo per gli Amaranto. Tiro e parata di Elazai. Al 16° sul fronte opposto Agnello riceve il tentativo di filtro palla riuscito in aria dai suoi, si gira ma la sfera è a fil di palo. Al 18° ancora Ficara manca lo specchio, la giocata è di Levec lungo tutto il corridoio centrale. Al 21° di nuovo Agnello, questa volta su punizione e Donini si deve stendere fino al 7 destro. Poi vi si aggiunge il colpo di testa di Mannino da calcio d'angolo. Al 30° Maltese Bollino, che bel duetto, palla lunga del primo, petto a seguire del secondo e Donini deve pur sempre tuffarsi per poterla parare. Ci riprova subito, 2 minuti dopo lo stesso Bollino ancora, ma questa volta in corsa ed ancora Donini, questa volta di guanto a mano aperta. Al 41° però sono finite le prodezze perché quella di Maltese è una trasformazione da calcio piazzato imprendibile. Il 7 è quello alla sinistra del portiere Amaranto e al 43° il Nissa si ripete con Rotolo e la sua è un'azione personale fino a gonfiare la rete. Nella ripresa c'è da dire che il Locri non ritorna in campo impaurito, gioca in aria con l'apporto di Reis, neoimmesso. L'altra giocata sarà in tandem Ficara-Reis qualche minuto dopo, ma è Pelle ad impegnare Elazai dalla sua nuova posizione di esterno al 12° minuto. Sferra un tiro facile da parare. Al 17° Levec con il suo tiro a rientrare impegna ancora Elazai, costretto a smanacciare. Al 23° Ficara dal fondo è alto il suo cross, così come è alto Elazai che para subito mettendoci i guanti. Meno incisivi gli altri tentativi e la gara continua scivolando su un risultato già annunciato. Sì, ci voleva per rompere il ghiaccio, perché ieri la squadra della Nissa ha dimostrato il valore che ha e sono sicuro che da questa partita, anche già dalla prossima in casa in poi, si è sciolta e quindi i calciatori esprimeranno le loro caratteristiche, che sono giocatori di qualità, caratteristiche importanti, per cui siamo tutti felici. Adesso andiamo a Caltanissetta a preparare la prossima partita. Dichiarazione importante dunque da parte di Giovannone, presidente della Nis FC, che vincendo all'Ocri ha fatto saltare anche la panchina dell'Ocri, tra l'altro il nuovo allenatore è Ciccio Cozza, pertanto insomma un nome importante, evidentemente all'Ocri vogliono quantomeno salvarsi. Ma assolutamente, assolutamente, che
è il minimo che una società debba tentare. Poi, Certo. come ben sappiamo, sono campionati che costano tantissimo, non avendo né televisione che ti aiuta, sponsorizzazioni che sono sempre al limite, Le trasferte. le trasferte che sono devastanti, quindi non è... È vero, è vero. Sulla Nissa che cosa dobbiamo dire? Io penso che abbia costruito un organico interessante a Terranova, compreso chiaramente il gruppo dirigenziale con in testa il presidente. Società importante, già lo scorso anno hanno fatto un ottimo lavoro. Beh, l'eccellenza è eccellenza, Sì, però. sono due campionati Sottolineiamola questa cosa. Assolutamente due campionati differenti, però anche quest'anno hanno una rosa importante con gente come Bollino che fa la differenza in Lega Pro, quindi parliamo di giocatori molto importanti, con un allenatore bravo che ha già vinto tanto, è giovane, molto ambizioso, è un caro amico e gli faccio un grande in bocca al lupo. Giusto. Allora, parliamo invece adesso dell'Akragas. La sconfitta praticamente ha fatto sì che Rigoli prendesse una decisione di mollare la squadra agrigentina. Non è certamente una situazione positiva perché era stato già mandato via Lillo Bonfatto, adesso chiaramente è andato via Rigoli. Chi sarà il prossimo allenatore? Addirittura si riparla del ritorno di Bonfatto. Certamente ad Agrigento qualche cosa forse bisogna inquadrarla nelle scelte soprattutto. Penso che se il mister ha dato le dimissioni ci saranno dei problemi non molto semplici. Ma dopo solo una partita? Vuol dire che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Benissimo, vediamoci la sconfitta proprio dell'Akragas 1-0 in casa della Nuova Egea Virtus. Ligia Virtus sfata finalmente il tabù dal Contres Barone e fa su il derby contro l'Akragas, battuto come nella scorsa stagione per 1-0 e centra così la prima vittoria stagionale in casa, la seconda di fila e terza su 5 gare giocate. I giallorossi di Francesco Di Gaetano passano grazie al calcio di rigore di Aperi e volano al quarto posto in classifica. La squadra barcellonese ci prova subito con Calafiore che al 15°, ben servito in area da Sino, calcia malamente sul fondo. La risposta dell'Akragas arriva al minuto 20 ed è affidata al sinistro di Grillo che però non centra lo specchio della porta. Bersaglio che sul finire di frazione non trova nemmeno Calafiore che alza troppo la mira da posizione invitante. Con le immagini ed il montaggio di Domenico Calvo ci spostiamo nella ripresa quando al minuto 51 Ligia Virtus si vede assegnato dal signor Femia di Locri il calcio di rigore per l'atterramento in aria di Calafiore da parte di Rechichi. Dal dischetto Aperi è glaciale e col destro spiazza Defran facendo così Ligia Virtus 1, Akragas 0 e per l'attaccante giallorosso si tratta della seconda rete consecutiva in campionato. Gli ospiti tentano comunque di reagire ma il destro a colpo sicuro di Gagliano si perde largo non di molto. Nel finale però Ligia Virtus avrebbe la chance di chiudere il derby, solo la decisiva parata di Defran nega di piedi la gioia del gol. Con questo successo Ligia Virtus si porta in classifica, quota 9 punti, aggancia la quarta posizione, mentre l'Akragas che incassa la quarta sconfitta in 5 gare rimane ferma in ultima posizione con 3 soli punti. Riccardo, come vedi adesso la situazione di Agrigento? Un evolversi in positivo oppure una sistemazione fatta un po' alla buona? Io mi auguro qualcosa di positivo, anche perché è una piazza importantissima, una città che merita almeno questo tipo di categorie. Poi la Sicilia ha fame di calcio, la Sicilia ha bisogno di società importanti, di categorie importanti e ad oggi non siamo all'altezza di tante altre Anche perché Agrigento situazioni. è una piazza, No, voglio dire, piazza capoluogo vera, di provincia, no? Assolutamente, una piazza vera, una piazza che ha fame di calcio, come tanta Sicilia. È vero, come è vero. tanta Sicilia. Ad oggi, tranne Catania, Messina e Trapani, poi c'è il vuoto. C'è il buio. C'è il buio, Purtroppo, è vero. Altre due piazze importanti, Ragusa e Licata. Nel frattempo possiamo fare vedere anche le immagini di questa bella vittoria del Ragusa contro un Licata che forse è un po' in crisi. Forse a Pippo Romano non gli hanno dato i mezzi giusti quest'anno? Non conosco la rosa del mister, conosco il tipo di lavoro che fa, quindi è facile che ha ancora bisogno di un po' di tempo per poter fare il proprio calcio, ecco. Lavora in un Che è certo modo. sempre molto propositivo, tra l'altro. Assolutamente, anche lui
mentalità diciamo zemaniana, ecco, quindi è anche come tipo di lavoro, quindi in un modo o nell'altro si deve dare tempo. Beh, diciamo pure che ogni anno il Licata comunque sforna sempre elementi interessanti, il gioco che fa Romano è sempre molto adatto ai giovani che vengono inseriti nel gruppo. Ma infatti lui è una persona che lavora benissimo con i giovani, quindi si deve dare tempo, è il minimo che si possa fare. È vero. E sul Ragusa cosa possiamo dire? È un po' stato rivoluzionato il quadro tecnico, qualche innesto interessante, credo che sia per loro una stagione di serenità. Ma deve essere quello, devono essere società che devono pensare a divertirsi, a fare un buon calcio e salvarsi il prima possibile per poi valorizzare più gente possibile, che è la cosa che serve in questi campionati. È vero. Possiamo rientrare in studio perché adesso dobbiamo parlare della Castrum Favara, che cade in casa contro questa Vibonese. Tu stesso lo hai già anticipato proprio in apertura di trasmissione, Vibonese che può veramente diventare un po' l'ago della bilancia in questo girone I del campionato di Serie D, perché il gioco tra Siracusa e Scafatese spesso e volentieri poi entrambe rischiano di essere un po' messe da parte e arriva la terza incomodo che potrebbe essere... La Vibonese conosciamo benissimo la proprietà, che è il presidente Caffo, quindi c'è una certa solidità finanziaria, anche se quest'anno non stanno spendendo tantissimo. L'anno scorso hanno speso tanto e poi alla fine hanno rinunciato. Però è stato uno spendere tanto, secondo me un po' vedendo la forza del Trapani, cioè il Trapani è un'altra nazione completamente. Poi c'era anche il Siracusa. Sì, però secondo me, come noi quando io ero con Mister Zeman Karel a Gela, noi volevamo vincere il campionato, era quello l'obiettivo. Ci hanno messo il Bari, è inutile che ti devi mettere da parte, devi... Per un paio di anni questo girone I è stato bistrattato con questi grossi nomi. Appunto, quindi una volta che il Trapani ha fatto quel tipo di campagna acquisti, quel tipo di situazione, sono soldi che spendi per niente. È vero. Quindi la Vibonese penso che possa fare un ottimo campionato, ripeto, un allenatore importante che lo scorso anno ha fatto un grande lavoro a Sant'Agata, anche lui molto propositivo, che lavora benissimo con i giovani e quindi penso che possa fare delle belle cose. Allora, ho cambiato un po' la scaletta, chiedo scusa come al solito alla regia, ci vediamo Castrum Favara Vibonese Calcio con la vittoria 2-1 per la squadra calabra che a questo punto, insomma, come abbiamo detto poc'anzi, può veramente diventare un po' l'ago della bilancia, con la possibilità, secondo me, anche di dare fastidio notevolmente alle due squadre che in questo momento sulla carta sembrerebbero quasi imbattibili, che sono la Scafatese ed il Siracusa. Guardiamo il servizio. Quinta giornata del campionato di Serie D, girone I, allo stadio Bruccoleri di Favara si affrontano il Castrum Favara e la Vibonese, una squadra costruita per salvarsi, quella allenata da mister Infantino contro gli ospiti guidati da una vecchia conoscenza del calcio siciliano, ovvero sia Michele Facciolo. Si comincia e si parte subito con un tentativo da parte dei padroni di casa con questo calcio di punizione, con la sfera che arriva sul secondo palo, non viene indirizzata verso il centro dell'area da Cannino, insiste il Castrum Favara con la palla messa in mezzo e poi allontanata definitivamente il calcio d'angolo, poi il recupero del pallone da parte della squadra ospite con questo inserimento da parte di Terranova, tiro cross bloccato a terra da Tommaso Scuffia, insiste la squadra rossoblu che qui recupera un pallone sulla fascia di sinistra innescando Simonelli, il quale va a puntare verso l'area di rigore, poi cerca la conclusione, impenna il pallone sopra la traversa, ancora attacco vivo per la formazione calabrese che qui con uno scambio al limite dell'area di rigore rischia di creare pericolo. Alla fine l'uscita di Scuffia è quanto mai provvidenziale su giunta, poi si fa male Cannino, costretto a lasciare il campo poco prima della fine del primo tempo. Altro problema per una squadra che ha già perso dei giocatori importanti per infortunio, ma prova a chiudere in attacco qui il Castrum Favara con la palla che arriva sul secondo palo, non viene controllata però da Deiana Testoni e sul rinvio del portiere Illi Pronti si chiude il primo tempo 0-0 al Bruccoleri tra Favara e Vibonese. Veniamo con le immagini del secondo tempo prodotte da Giuseppe Montalbano con la palla che arriva nell'area della Vibonese, poi il cross di Vaccaro per il colpo di testa di avanzato e deve volare Illi Pronti a mettere in calcio d'angolo, duello tra giovanissimi, un 2006 e un 2005, ma qui si fa vedere in attacco ancora la Vibonese con la palla che arriva sul secondo palo e ci pensa Alessio Cardinale
a mettere alle spalle di Scuffia, pronto, rapace sul secondo palo, lui che attaccante non è, il giovane centrocampista palermitano, classe 2003, entrato nel secondo tempo, l'ex di Canicattì e Don Carlo Misilmeri, sblocca la partita delle Broccoleri, prova a reagire subito il Castrum Favara con questa palla che arriva sul secondo palo, non riesce a indirizzarla verso la porta, ancora attacco vivo per la squadra in tenuta bianca con la fuga sulla sinistra, la palla messa in mezzo, non riesce a gestirla bene la Piana, ma ancora Castrum Favara che spinge alla ricerca del gol del pareggio. Qui la palla messa sul secondo palo, c'è un contatto nel cuore dell'area di rigore, nel direttore di gara fischia un fallo in attacco. Ancora la squadra di Infantino che cerca di attaccare sempre sulla sinistra, sempre con la Piana che cerca di liberarsi, la palla poi viene messa in mezzo sempre dalla fascia mancina, ma arriva comoda dalle parti di Illy Pronti. Cala alla distanza la squadra calabrese che qui concede ancora una palla gol importante con il pallone messo in mezzo, non controllato però da nessuno, e allora prova a colpire con le ripartenze la squadra di Facciolo, come in questo caso con l'attacco vivo e la palla sul secondo palo. Ancora una volta c'è Cardinale, questa volta tu per tu con Scuffia, lo spiazza e mette la palla in rete, il raddoppio della squadra calabrese, ancora con Alessio Cardinale che realizza la sua prima doppietta in carriera in Serie D, minuto 81. Un minuto dopo però prova a reagire il Castrum Favara con Palermo che controlla, prende la mira, calcia col destro e mette la palla sotto l'incrocio, un po' sorpreso Illy Pronti, ma gran gol da parte di Francesco Palermo che un minuto dopo il raddoppio della Vibonese riduce subito il gap. C'è quest'ultima palla gol per il Castrum Favara per cercare di pareggiare la partita, ma questa punizione sorvola la traversa e quindi sospiro di sollievo per Illy Pronti, sospiro di sollievo per la Vibonese che se ne va dal Broccoleri di Favara con 3 punti in saccoccia. Rimandato ancora l'appuntamento alla vittoria per il Castrum Favara che ha vinto una sola volta in questa stagione in Serie D. Alla prossima. Abbiamo prodotto tanto, è un peccato perché la squadra si è espressa in un modo importante, sapevamo che non potevamo sbagliare nulla contro una squadra che rispetto a noi ha altri obiettivi, è stato costruito per altri obiettivi, stiamo facendo la partita perfetta, credo che abbiamo avuto un predominio territoriale, abbiamo attaccato, l'abbiamo tenuto sempre lontani, abbiamo fatto l'errore del primo, non mettere la palla fuori, l'arbitro magari non ci ha fischiato a favore del nostro difensore, però hanno cercato di fare una partita importante, l'hanno fatta, dispiace perché ogni partita noi perdiamo un difensore, ne abbiamo persi 2 oggi, credo che i ragazzi non posso rimproverare nulla, hanno dato tutto quello che avevano, sicuramente abbiamo prodotto tanto e abbiamo concluso poco, sotto questo aspetto questo magari c'è tanto da fare, ma lo sapevamo anche di affrontare una squadra che è importante e, come ho detto prima, non si poteva sbagliare nulla, il secondo gol è stato, abbiamo messo l'attaccante sugli esterni per cercare il pareggio, hanno fatto il 2-1, poi c'è stato l'Eurogol di Palermo che ci ha dato una speranza negli ultimi minuti, abbiamo messo tutti gli attaccanti che avevamo a disposizione, però non ci siamo riusciti, però io come quando dico ai ragazzi dobbiamo dare tutto, dobbiamo uscire sempre dal campo con la maglia sudata, a testa alta, non ci dobbiamo vergognare di nulla, perché questa parola a me non piace, perché vergognatevi non è una parola che rispecchia questo gruppo, non ha mai rubato nulla a nessuno, abbiamo fatto sempre il nostro mestiere e continueremo a farlo perché noi crediamo in questo gruppo e crediamo nel nostro obiettivo che è la salvezza. Se qualcuno si è messo qualcosa in testa, che è un campionato sofferto, un campionato difficile, un campionato che ogni domenica ci sarà da soffrire, ci sarà da lottare. Se qualcuno si è messo in testa che questa squadra o questo tecnico può fare un altro tipo di campionato, sta sbagliando la strada. Credo che noi dobbiamo recuperare più giocatori possibili perché dopo Mirabelli perdiamo pure Cannino
credo che questa sofferenza difensiva si è notata. Io credo che il problema diventa adesso la paura di giocare la palla, riusciamo a esprimere il miglior gioco quando mettiamo palla a terra. Se giochiamo con queste palle lunghe, visto le caratteristiche tecniche della squadra, andiamo in difficoltà. Abbiamo due attaccanti che sono arrivati un po' in ritardo di preparazione, infatti nel secondo tempo, quando il mister gli ha dato quei minuti che c'hanno le gambe, si è riusciti ad arrivare a fare qualcosa di pericoloso, ma niente di più, perché devo essere sincero, non abbiamo mai tirato in porta. Cremonese Calcio dunque che sbanca il campo di Favara. Parliamo adesso di questa Scafatese miliardaria, direi, per la categoria, perché soprattutto in avanti hanno questo bomber Foggia che sappiamo benissimo ha fatto tantissimi gol. Fa la differenza un attaccante che ti garantisce almeno quei 15-18 gol a stagione? Ma assolutamente. Anche in Serie D? Ma assolutamente, anche perché poco fa parlavamo di una cosa importante, i fuoriquota. Purtroppo i fuoriquota fanno una grande differenza, e quando c'è società forti che riescono a prendere fuoriquoti importanti, che vengono magari da settori giovanili veri e importanti, ti fanno la differenza. Poi Foggia, come altri giocatori di una certa caratura, giocano contro degli under che magari non sono giustamente, non hanno quell'esperienza per poter... Quindi in un modo o nell'altro ti fanno ancora più differenza che in Lega Pro. È vero, è vero, è vero. Una battuta sul Paternò, perché da neopromossa devo dire che si sta comportando bene, no? Ma è una società che deve crescere, deve stare tranquilla, e ripetiamo... L'obiettivo è quello della salvezza, lo ha detto anche il presidente Mazzamuto. Ma assolutamente è quello. Sono società che, non avendo grandissimi budget a disposizione, devono fare il proprio campionato con molta serenità, non pensando alla sconfitta o alla giusto. Cercare di crescere e cercare di tirarsi fuori con le unghie, perché è quello che c'è bisogno. Guardiamoci il servizio, vittoria 2-0 della Scafatese FC proprio contro il Paternò Calcio. Nonostante la sconfitta devo, come al solito, ringraziare i ragazzi per l'impegno che hanno messo. Come sempre hanno fatto il massimo, hanno dato il massimo. Noi sapevamo che venivamo qui ad affrontare una corazzata, una delle migliori squadre del campionato, quindi sapevamo la partita che ci aspettava, devo dire che i ragazzi sono stati come sempre incommiabili, hanno dato tutto. Logicamente la forza della Scafatese la sappiamo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nel secondo tempo, dopo il primo gol, magari noi non abbiamo ceduto, abbiamo sempre cercato di reagire, però la forza della squadra della Scafatese, quindi poi è venuto fuori e abbiamo preso il secondo gol. Ma ripeto, devo ringraziare sempre questi ragazzi per quello che danno in campo, per come si sono impegnati, per i sacrifici che fanno, quindi speriamo bene. Ma noi abbiamo fatto una squadra, il nostro obiettivo è la salvezza, l'abbiamo detto dall'inizio, non abbiamo altro che fare che cercare di arrivare quanto prima possibile all'obiettivo della salvezza. Abbiamo costruito una squadra dove ci sono tanti ragazzini, che tanti sono la prima esperienza, ma devo dire che si stanno comportando veramente molto molto bene, perché come ogni partita mostrano sempre impegno, aggressività, e quindi per noi, ripeto, raggiungiamo prima di tutto la salvezza, e poi serve a far maturare tutti questi ragazzini che veramente ci stanno dando rendendo felici, ci stanno dando delle soddisfazioni. Quando non la sblocchi è sempre difficile. Il primo tempo abbiamo avuto 3 palle limpide ai gol, non abbiamo concesso niente. Il secondo tempo siamo entrati convinti, abbiamo fatto gol, abbiamo difeso bene e siamo ripartiti bene. Una partita importante contro una squadra che fino adesso non aveva mai perso, con la giusta determinazione, con la giusta intensità abbiamo fatto nostra la partita. Noi il gol ce l'abbiamo nel sangue, l'importante è che non concediamo agli avversari. Abbiamo giocato con una grande intelligenza e giustamente abbiamo fatto nostra la partita con
perlomeno 4-5 palle gol. Oggi come sempre chi entra ci dà una grossa mano, sia Armeno, sia Diego Albador, lo stesso So, lo stesso Ndò, lo stesso Lancioni. Siamo un gruppo importante e chi subentra deve dare ancora qualcosa in più degli altri. Complimenti dunque alla Scafatese che continua la sua scia positiva in questo girone I del campionato di Serie D. Una Serie D che ha visto insomma un mezzo giallo domenica tra Reggina 1914 e Città di Aciriale, partita che è stata sospesa tra il primo e il secondo tempo per un malore all'arbitro, può succedere, però è anche vero che nessuno ha detto specificatamente cosa ha avuto l'arbitro. Questa cosa un po' ha spiazzato un po' tutti gli addetti ai lavori. Ma infatti poco fa le chiedevo, infatti, come mai questa sospensione? C'è stato un malore all'arbitro tra il primo e il secondo tempo, le squadre sono rientrate in campo, però praticamente non si è giocato proprio perché l'arbitro dicono che si sia sentito male, però non c'è una dichiarazione ufficiale. Un po' ci spiazza questa cosa. Il quarto uomo non c'è in Serie D? E infatti questa cosa qui del quarto uomo che poi poteva intervenire quasi ad allenare in sostituzione, perché il regolamento lo prevede. Città di Aciriale che comunque stava vincendo 1-0, queste sono alcune immagini proprio relative al primo tempo, vinceva 1-0, adesso la partita verrà recuperata, si giocheranno soltanto i secondi 45 minuti e a questo punto la piazza vuole già la testa di Pergolizzi. Che ne pensi? Reggio è una città molto esigente, una piazza molto esigente, quindi quando tu costruisci qualcosa per vincere, purtroppo il calcio è questo, se non ci sono i risultati anche a 3, 4, 5 partite all'inizio la gente vuole... Sono solo i risultati quelli che ti fanno andare avanti. Un allenatore vive di risultati, non esistono i progetti nel mondo del calcio. No, soprattutto in Serie D. Ma assolutamente, quindi uno ti parla di progetti, poi appena... Ma noi abbiamo visto un caso eclatante, è stato Sarri alla Juve. Bravo. Si parla di progetti, un allenatore così importante, dopo poco... L'hanno cacciato per disperazione. È vero. Ecco, hai visto, le squadre rientrano in campo, però i dirigenti dicono tornate indietro perché non si gioca. Possiamo rientrare in studio e chiudere dunque il tabellino del campionato di Serie D, ma ti chiedo a questo punto un pronostico. Siamo soltanto alla quinta giornata di andata, lo so che è un po' esagerato, però secondo me tu puoi già orientativamente dare un tuo pensiero, un piccolo leggero pronostico sulla vittoria finale. Il pensiero mio, io spero in una siciliana, quindi il Siracusa. Spero in un gran campionato della Vibonese perché sono di parte, perché Michele Facciolo è un fraterno amico, quindi però dobbiamo sempre pensare che la Scafatese anche come ambiente il giorno di ritorno andare a giocare lì è sempre difficile. Diciamo che le conosco queste situazioni, non sarà semplicissimo. È vero. Insomma, è ancora tutto da decidere, indubbiamente è troppo prematuro parlare, però è anche vero che abbiamo capito che Scafatese, Reggina, la stessa Siracusa sulla carta in questo momento potrebbero avere più chance di tante altre. Assolutamente. Vedremo come andrà a finire. Adesso voltiamo pagina perché parliamo di eccellenza, abbiamo l'ospite adeguato perché è l'allenatore del Partinico Audace che fa parte del girone A proprio del campionato di eccellenza. Partiamo con la sigla. Girone A dove abbiamo l'Athletic Club Palermo, ma a seguire questo Città di Gela che incombe. Io credo che insomma potrebbero essere loro due le due inseguitrici principali di loro stessi. Parliamo sempre delle stesse cose, situazioni di budget. È vero. Tu hai società importanti dove puoi permetterti un certo tipo di campionato, è normale che soprattutto in queste categorie fai la differenza. È vero. Quindi è inutile andarci dietro. Quindi tra le due non lo so. In questo momento non puoi dare perché comunque il Gela c'ha una grossa squadra, c'è stato un cambio di allenatore. Sì, in corsa tra l'altro. In corsa è comunque molto pesante come situazione.
E dall'altra parte c'è una società giovane, molto ambiziosa, che ha veramente il presidente Conte ha le idee ben grosse precise. potenzialità. È vero. È una rosa di tutto Vuole rispetto. la Serie D, me l'ho confessato. Lo so. Ma secondo me vogliono anche qualcosa di diverso. È vero, Serie D. è vero, è Ma vero. se hanno potenzialità, perché no? Perché Comunque no? il territorio lo permette. È vero. Allora a questo punto ci guardiamo i risultati, vediamo subito la schermata delle partite che si sono disputate proprio domenica 6 di ottobre. Pareggio tra Unitas Sciacca Parmonval 1-1, Città di Gela batte Castellammare 1-0, Città di San Vitolo Capo Athletic Club Palermo 1-1, Folgore Castelvetrano batte Accademia Trapani 1-0, Lascari Cefalù batte Casteldaccia 2-1, Don Carlo Misilmeri batte Marsala 1912 1-0, San Giorgio Piana batte Oratorio San Ciro e San Giorgio 2-0 ed infine pareggio tra Partinica Audace e Super Giovane Castelbuono 2-2. Possiamo passare già subito alla classifica, eccola qui, Athletic Club Palermo in testa con 10 punti, con 9 Città di Gela, 8 punti per Partinica Audace e San Giorgio Piana, 7 punti Castellammare, con 6 punti Parmonval, Unitas Sciacca, Accademia Trapani e Don Carlo Misilmeri, 4 punti Marsala 1912, Super Giovane Castelbuono e Lascari Cefalù, con 3 punti Città di San Vitolo Capo, Folgore Castelvetrano ed Oratorio San Ciro e San Giorgio. Chiude la classifica il Casteldaccia con 0 punti. Per parlare di questo girone dobbiamo anche dire che comunque questo Gela insomma era partito con un'idea tattica diversa da quella che insomma attualmente ha con la guida di Gaspare Cacciola. Questo può incidere poi a lungo andare tra qualche settimana? Ma dipende sempre dal tipo di rosa che hai. Perché il Gela non scherza. No, dico nel senso che ogni allenatore si fa il vestito su misura. Certo, chiaro, Quindi, ma quelli sono tutti giocatori che lui conosce molto bene. Mister pensa bene, so che 4-3, quindi in un certo modo, con certi criteri, quindi se il mister Cacciola è lo stesso tipo almeno di modulo e ha bisogno dello stesso tipo di giocatori, allora può fare un ottimo campionato. Giocatori che lui, ti ripeto, conosce molto bene perché li ha avuti già vincenti a Giarre. E quindi per lui, per questo, secondo me la società per questo ha scelto, ha puntato su uno che conosce bene il gruppo atleti. Assolutamente. Guardiamoci adesso a questo punto proprio la vittoria del Città di Gela che vince una partita certamente non facile contro il Castellammare che tu già hai incontrato. Che incontrerò domenica. Che incontrerai, dicevo, hai incontrato in Coppa però. Sì. Dicevo, una squadra arcigna, no? Castellammare è da prendere sempre con le pinze. Assolutamente, una squadra molto giovane. Lo scorso anno sono arrivati quarti, sì, quindi dando fastidio e battendo squadre molto più forti di loro. Una squadra che fa un certo tipo di calcio lo fa molto bene, quindi non è una squadretta così, è una squadretta fatta bene, da prendere con le pinze e non è semplice giocarci. La stai preparando bene per domenica la partita contro il Castellammare? Noi li conosciamo, ma è una squadra che è sempre un punto interrogativo giocare con loro, perché imprevedibili anche. Imprevedibili, ecco. È vero. Allora guardiamoci il servizio, vittoria del Città di Gela 1-0 proprio contro il Castellammare. Buonasera e benvenuti dallo stadio Vincenzo Presti, siamo pronti per la quarta giornata del girone A del campionato di eccellenza siciliana. Si giocherà Gela contro Castellammare 94. È iniziata la partita. Lui con destro oggi gioca a sinistra, dall'altra parte Argentati. Palla buona ancora per Boscaglia, colpo di testa, il miracolo! Il miracolo a una mano! Con i biancazzurri che provano ancora, con Arcidiacono in mezzo, poi Savasta! Altro gioco di gambe da parte di Cocimano che cerca il secondo palo! Occhio a Ba, sterza Ba, mette in mezzo Ba, c'è Terranova che poi calcia! Il pallone che rimane lì! Mette in apprensione la velocità del giocatore maglia numero 9, la porta rimane sguarnita! Era stato Savasta a colpire. Arcidiacono punta l'avversario, vediamo se se ne va Arcidiacono, ce l'ha sul mancino Arcidiacono! Arcidiacono la sblocca al 45esimo con un tiro cross, anche con un pizzico di fortuna. 1-0 Gela, ha segnato Arcidiacono. Che gol di Arcidiacono! Il rimpallo che favorisce Arcidiacono, buona per Savasta che non ha un felice controllo, diventa buona per Sessa!
largo di poco. Danilo Terranova gioca bene in mezzo al traffico, Terranova può calciare col sinistro. Facile la presa di Valenti. Cocimano parte direttamente in porta, palla centrale. Triplice fischio del direttore di gara che pone fine a questa partita. Sapevamo di incontrare una squadra tosta. Noi, devo dire la verità, il primo tempo bene, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo sbloccato la partita, ma avevamo avuto delle limpide palle gol, il loro portiere ha fatto dei buoni interventi, salvataggi sulle linee, perciò il primo tempo bene, abbiamo meritatamente sbloccato, probabilmente meritavamo qualcosina in più. Il secondo tempo poi è venuta fuori la fatica, la sofferenza del campionato, perché magari per adesso non riusciamo a mantenere per tutti i 90 minuti quell'intensità, perciò abbiamo sofferto. Il campionato d'altronde lo sappiamo è questo, perciò abbiamo vinto soffrendo, giocando bene il primo tempo, e sicuramente sarà un punto di partenza per noi importante. Complimenti dunque a Gaspare Cacciola che porta via 3 punti pesantissimi, perché abbiamo detto che questo Castellammare è duro a morire. Cosa ti servirà per batterlo domenica? È una domanda a trabocchetto. Come ben vediamo, le partite sono già scritte prima di entrare in campo. Io penso questo, quindi se la devi vincere la vinci pure se uno si gira, colpisce la palla di lungo e fa il gol. Beh, in questo caso c'è stato il gol quasi della domenica di Arcidiacono, no? Loro hanno un certo tipo di calcio, ripeto, lo fanno molto bene. E vediamo quello che dirà il Forse campo. giocano troppo chiusi, quindi scardinare questa difesa, soprattutto quando devi cercare di fare gol, quindi quando giochi in casa è sempre un po' difficile. È il loro modo di giocare, il loro modo di interpretare la partita, sì. Ti giocano molto sulle ripartenze, anche perché sono molto veloci. Sì. È una squadra rognosa, appunto abbastanza dura, quindi nei calci da fermo sono abbastanza forti, anche perché strutturati fisicamente. Ripeto, è sempre una mina vagante, non è una... Poi hanno grande freschezza, perché comunque è una squadra molto giovane, con quei 4-5 grandi che fanno veramente bene. Senti, per chiudere questo girone A del campionato d'eccellenza, tu sei un protagonista perché insomma alleni il Partini Caudace, sarà soltanto un gioco a 2 oppure ci può essere qualche terza squadra che può diventare un po' l'ago della bilancia? No, io penso che sia, ripeto, è un campionato molto particolare, non è la Serie D. Sì. Quindi la forza economica fa la differenza, è inutile, quando c'è a disposizione 20 giocatori di una certa qualità, in un modo o nell'altro rischi di vincere. È vero, è vero. Bene, chiudiamo il girone A del campionato di eccellenza e passiamo subito al girone B. Anche qui si è giocata la quarta giornata del girone di andata, subito i risultati grazie alla regia: Città di Aci Sant'Antonio che batte il Rosmarino 4-0, Città di Avola batte Mazzarone Calcio 2-0, Leonfortese Gioiosa 0-0, Milazzo batte Città di Misterbianco 2-0, Modica Calcio batte Vittoria 3-2, Nebros che vince in casa 1-0 contro la Ionica FC, vittoria dell'Imesi Atletico Catania 94 contro il Real Siracusa Belvedere per 1-0 ed infine Leonzio 1909 batte SC Palazzolo 2-0. In classifica, tra la sorpresa ma positiva, troviamo il Milazzo in coppia con il Modica, 12 punti, con 9 punti il Vittoria e l'Imesi Atletico Catania, 8 punti per il Città di Avola, 7 punti Città di Aci Sant'Antonio, 6 punti per la Nebros, 4 punti Gioiosa, Ionica FC e Leonzio 1909, con 3 punti la Leonfortese, 2 punti SC Palazzolo, Mazzarone Calcio, Città di Misterbianco. Chiudono la classifica con un punto Real Siracusa Belvedere e Rosmarino. A sorpresa, devo dire, Milazzo in testa, credo anche abbastanza meritatamente, con questo Modica. È un gioco a 2 oppure potrebbe entrare qualche altra squadra? Penso che sia una società importante che può creare problemi, una squadra importante, e quindi nelle due metterei anche il Vittoria. Metteresti anche il Vittoria, che tra l'altro però ha perso questo scontro diretto contro il Modica. Tra poco andremo a vedere anche il servizio. Attenzione però,
perché questo Modica credo che abbia già la struttura organizzativa societaria che è fondamentale in eccellenza, ma che diventa fondamentale per un percorso di crescita proprio in Serie D. Non so se sei d'accordo. Per un progetto, come si parlava poco fa, quindi è normale che se tu sei strutturato già per fare cose importanti, è giusto che ci tenti e il Modica è fatto per quello. Ma anche il Vittorio non scherza, Assolutamente. Tra l'altro adesso con l'arrivo anche di Privitera probabilmente hanno sistemato ulteriormente questo centrocampo, però poi nello scontro diretto ci sta che puoi perdere, no? Lo scontro diretto è sempre una quarta tripla, giornata ancora. Assolutamente, quindi gli scontri diretti sono sempre 1x2, può succedere di tutto. Questa volta è andato, l'ha vinta il Modica, la prossima volta può darsi la vinca il Vittoria, però sugli scontri diretti non si deve dire. È vero. Guardiamoci a questo punto le interviste post partita proprio tra Modica vincente 3-2 contro il Vittoria. Gol decisivo a Santa Teresa, gol decisivo oggi, il gol del sorpasso, si è sbloccato Belluso e adesso verrebbe da dire chi lo ferma più. Sai, i gol ovviamente per un attaccante sono importanti, ma la cosa più importante ovviamente è il risultato. Oggi abbiamo vinto ed è quello che volevamo, quindi c'è da dire grazie ai ragazzi, abbiamo lottato su ogni palla, quindi siamo contenti. La sensazione è che partita dopo partita migliori l'intensità e la qualità del gioco di questo Modica e migliori anche l'intesa tra voi tre là davanti, tu, Idoiaga e Arken. Ma sai, miglioriamo perché durante gli allenamenti lavoriamo tanto, durante la settimana il mister ci fa lavorare tanto, prepariamo tante cose, quindi ovviamente mettiamo in pratica ciò che ci dice il mister. Hai una dedica particolare per il gol di oggi? Sì, a mia figlia Nicole e la voglio tanto bene. Per Lucas Idoiaga oggi un gol alla Paulo Dybala, se vogliamo, tante azioni create e soprattutto un'intesa, quella con Arken e con Belluso, che domenica dopo domenica è sempre migliore, è sempre più sul pezzo. No, sì, molto contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria, e lì davanti ci stiamo trovando abbastanza bene, la verità, e niente, abbiamo dimostrato un grande carattere perché abbiamo subito preso gol, ma siamo stati sempre in partita e l'abbiamo ribaltato alla grande. Ti sposti su tutto il fronte d'attacco, giochi a sinistra, giochi a destra, giochi al centro, ma qual è la tua posizione preferita? No, per me è indifferente. Posso giocare a destra, a sinistra o tre quarti, ma per me è lo stesso. Diciamo che oggi va fatto un plauso ai ragazzi, veramente sono stati degni di lode. Non era facile perché conosciamo l'investimento che ha fatto il Vittoria, la qualità dei giocatori che è il Vittoria, anche con gli ultimi arrivati, Privitera, Guaie, sono giocatori importanti. Vedi la loro panchina oggi, noi eravamo con i tre giocatori che hanno fatto tutte le partite, Palmisano, lo stesso Rallo e Molli che ha messo servizio. Chi ha giocato devo fare i complimenti perché sono stati veramente bravi, perché chi è arrivato mercoledì, chi è arrivato venerdì, vedi Francofonte, vedi Triolo, erano pronti, si sono fatti trovare pronti e questo per me è una forza in più del gruppo, di quelli che possono essere alla fine i principi che ogni squadra deve fare. Io dico sempre bisogna limare i difetti perché aumentare quell'attenzione, perché sbagliare meno ti consente, però questo fa parte della crescita. Io credo che andare sotto di un gol dove chiaramente i ragazzi sono consci dell'errore che hanno fatto, però li deve elogiare perché una squadra che va sotto e riesce ad andare in vantaggio di 2 reti al 3-1 è un grande segno di forza. Poi ci sta l'errore, siamo in eccellenza, voglio dire, alla Serie A, alla terza categoria, vince chi sbaglia meno. Purtroppo gli errori fanno parte della crescita e quando tu in 11 undicesimi cambi 3 pedine, che è lo stesso ragazzino Succes che è entrato nel 2007, la prima partita che fa oggi, abbiamo fatto 3 debutti, Triolo, Succes, Francofonte.
voglio dire, non è facile. È chiaro che questa parte di crescita deve essere per noi fondamentale, perché capiamo bene che il Vittoria è una squadra forte, non la scopro certo io. Il Vittoria è una squadra costruita a vincere, giocatori importanti, lo stesso allenatore dell'anno passato dove hanno stravinto il campionato. Non è che è facile, possiamo vincere facile, giochiamo da soli, no, il Vittoria è forte, grande rispetto del Vittoria, e lo ha dimostrato pure oggi, fino all'ultimo secondo cercavano di ribaltare la partita. Modica Calcio che porta a casa 3 punti che sono da scontro diretto, quindi valgono il doppio. Parliamo di questo Milazzo di Bognanni che arriva nella città messinese con buoni propositi, finalista tra l'altro di Coppa di Eccellenza la scorsa stagione, una nidiata di giovani, qualche elemento di categoria importante e poi dopo questo primo posto. Il mister lo scorso anno ha fatto un ottimo campionato a Castelbuono. Sì, è vero, finalista di Coppa assolutamente, di Eccellenza. Poi era una di quelle squadre che giocava meglio, con una nidiata di giovani, anche lì, e 4-5 giocatori un pochettino più grandi, di grande qualità, sudamericani. È vero. E hanno fatto veramente un ottimo campionato. Mi hai parlato di sudamericani, tra poco ti faccio qualche domanda quando passeremo i saluti, perché adesso ci guardiamo gli highlights della vittoria proprio del Milazzo contro il Città di Mister Bianco, e poi per chiudere appunto voglio toccare questa nota dolente secondo me del calcio dilettantistico siciliano. Ci vediamo dopo il servizio. Il Milazzo fa valere ancora una volta la legge del Marco Salmeri, batte anche il Città di Mister Bianco e inanella così la 4ª vittoria di fila su altrettante gare giocate. I rossoblù di Bognanni con un gol per tempo si sbarazzano dei catanesi, confermandosi in testa al girone B di eccellenza a punteggio pieno insieme al Modica. I mamertini approcciano bene alla sfida, provandoci subito con il destro di Corso su assistenza di La Spada, che però si perde largo. Il Mister Bianco risponde poco dopo con la botta di Barbaro che sfiora di un soffio il palo. Poi però il Milazzo torna a spingere, al minuto 38 La Spada di testa fa le prove del gol, trovando nell'occasione la deviazione in angolo di Biondi. Vantaggio che arriva infatti dal corner successivo, quando l'attaccante classe 2001, appostato sul secondo palo, mette alle spalle del portiere il pallone che fa esplodere di gioia i tifosi rossoblù. Per La Spada si tratta della seconda rete in campionato. Nella ripresa il Milazzo torna subito a spingere dopo qualche tentativo operato da Scolaro prima, destro che si perde largo. Diallo poi, conclusione mancina dal limite bloccata da Biondi, e Cari subito dopo che da posizione vantaggiosa calcia alto sulla traversa. I rossoblù fanno centro al minuto 55 quando Dama di testa gira in rete la punizione di Gatto, facendo così Milazzo 2 Mister Bianco 0, e per il classe 2001 si tratta del secondo gol in campionato. I locali controllano poi il doppio vantaggio senza affanno e nel finale sfiorano anche il tris, prima con Gatto il cui destro trova un super Biondi a dirgli di no, e poi con Ozaoué che dal successivo corner di testa manda di un soffio al lato. Il 2-0 finale consegna al Milazzo il punto numero 12 che consente ai rossoblù di mantenere la testa della classifica insieme al Modica, potendo anche vantare l'attacco e la difesa migliori del girone B. Bravo a Bognanni, primo in classifica in questo girone B del campionato di eccellenza. Siamo quasi ai saluti e arriva la domanda che forse ti potrebbe mettere un po' in difficoltà, però ho visto che c'è molta simpatia in questo nostro colloquio e quindi la domanda te la faccio. Ma attenzione, perché la riproporrò probabilmente a tanti altri allenatori e dirigenti che verranno già dalle prossime settimane. Perché siamo stati assaltati dagli argentini e dagli spagnoli? Perché questi procuratori non fanno altro che proporre questi nomi oltreoceano e addirittura anche quelli spagnoli? Perché? Quando invece forse le società avrebbero dovuto già investire molto nei settori giovanili e quindi puntare sui giovani locali. Devo rispondere chiaramente. Sì, rispondi libero, senza nessun problema, la trasmissione è questa. Mi faccio arrestare o censurare. No, allora, alla base c'è un problema di, è inutile che diciamo le solite cose, giocatori di qualità con prezzi abbastanza contenuti. È vero. Io ho allenato in Portogallo, avevo una squadra di colombiani e un colombiano mi guadagnava $150 al mese ed erano giocatori
2 di loro sono andati a giocare, uno ha giocato fino allo scorso Certo, anno. la qualità è alta, la qualità è alta. Anche perché a differenza dei nostri giovani hanno fame, una fame diversa dai nostri giovani. È vero, purtroppo è vero. Vivono di pallone 24 ore al giorno, non di telefonino o di TikTok o di queste cavolate. Sono dei professionisti, diciamolo pure. Anche da ragazzini, loro stanno in strada a giocare, che è quello che manca al giocatore italiano. È vero, è vero. L'ora di scuola calcio non serve a niente se le altre 23 ore non fai niente. È vero, è loro vero. invece vivono di calcio, hanno una qualità diversa, le società sono in difficoltà soprattutto in queste categorie e quindi fai dei buoni affari con pochi soldi. Benissimo, allora Riccardo Abbenante, primo ospite di questa nuova stagione di penalty, la 14ª, sono contento di averti avuto ospite e spero che ritornerai con noi prestissimo per continuare a raccontarci anche questa favola del Partinica Audace. Assolutamente, sono contento di aver fatto questa prima, diciamo, e sono veramente felice. Per quanto riguarda la mia società devo fare i complimenti comunque al Presidente Monteleone, che salutiamo. È un uomo di 74 anni che ha un fuoco dentro che è meraviglioso. È normale che dobbiamo crescere. Chiaro. Però lì secondo me si può fare un progetto. Bene. Si può fare un progetto perché c'è la volontà di farlo. Ecco. E questo già un buon punto di partenza per una stagione che certamente non è facile, perché questo girone A è un po' ingarbugliato. Giustamente non bisogna guardare soltanto la parte alta della classifica, ma bisogna guardare anche la parte bassa. Anche perché, le dico una cosa, l'ultima in classifica, il Calzellaccia non è una squadra da ultima in classifica. È vero, Io ci ho giocato domenica scorsa, ha giocatori veramente forti, quindi sarà un campionato molto complicato. Sarà dura. Grazie Riccardo, in bocca al lupo per il proseguo della stagione e ci vedremo presto. Me lo auguro. Bene, noi abbiamo dunque concluso questo primo numero in diretta da Palermo di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ci rivedremo chiaramente anche domani su TVM Palermo canale 19, perché domani parleremo solo ed esclusivamente del campionato di promozione, ma anche del campionato di prima categoria. Con penalty consueto l'appuntamento è per mercoledì prossimo in diretta qui da Palermo a partire dalle 15:20 ogni mercoledì. Grazie per essere stati con noi.